Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli con il nostro TG delle 12:30. Da lunedì tutta l'Italia sarà in zona gialla. Il Friuli Venezia Giulia, con la seconda incidenza più bassa tra le regioni dopo il Molise, deve confermare il trend un'altra settimana per passare poi al bianco il 1° giugno. Intanto è stato trovato l'accordo sul Green Pass europeo che entrerà in vigore il 1° luglio. Il passaporto vaccinale resterà in vigore 12 mesi. Sentiamo. Con un indice RT a 0,66, un'incidenza di 24 casi ogni 100.000 abitanti e con l'occupazione dei posti letto Covid nelle terapie intensive e nelle aree mediche rispettivamente del 9 e del 5%, il Friuli Venezia Giulia si prepara a traguardare la zona bianca. Per il passaggio dal 1° giugno sarà necessario mantenere questo trend per un'altra settimana. Intanto tutta l'Italia è in zona gialla. L'annuncio è stato dato dal ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha fatto sapere che le ordinanze di oggi renderanno lo stivale monocolore. Secondo l'ultimo monitoraggio della cabina di regia, sono tutte a rischio basso le regioni e le province italiane, con RT inferiore a 1, quello medio nazionale di 0,78. Solo la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta di resilienza. Il livello di recovery è ovunque sotto la soglia critica. La Sardegna è la regione italiana con l'RT più basso, 0,61, e si prepara così al ritorno in zona bianca. Il Molise è la regione con l'incidenza più bassa, 20 casi ogni 100.000 abitanti, seguita dal Friuli Venezia Giulia con 24 casi. I dati per provincia sono di 12 casi a Udine, 28 a Pordenone, 32 a Gorizia e 44 a Trieste. Intanto è diventato realtà il Green Pass europeo grazie all'accordo trovato da Parlamento, Commissione e Consiglio europeo. Il passaporto vaccinale entrerà in vigore il 1° luglio, sarà disponibile in formato digitale e cartaceo e certificherà la vaccinazione, l'avvenuta guarigione dal coronavirus o l'esito negativo di un test. Resterà in vigore per 12 mesi. In base all'accordo, i paesi UE devono accettare i certificati vaccinali rilasciati in altri Stati membri per coloro che hanno ricevuto i vaccini approvati dall'EMA, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. E buone notizie per i cittadini e transfrontalieri della nostra regione. Lubiana, infatti, da questo fine settimana eliminerà il Friuli Venezia Giulia dalla lista rossa assieme a Molise e Sardegna. I nostri corregionali dunque da domani potranno attraversare il confine senza sottoporsi a quarantena e senza dover presentare il certificato di guarigione, di vaccinazione o di test negativo. Ma novità giungono anche dall'Austria. Pure Vienna infatti ha eliminato la quarantena per gli italiani in ingresso nel paese d'Oltralpe. Fino al 31 maggio però gli italiani resteranno obbligati a registrarsi nel sistema elettronico austriaco entro le 72 ore precedenti al viaggio. Sarà inoltre necessario essere in possesso della documentazione che attesti la negatività ai tamponi o che certifichi di aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid almeno da 22 giorni. Ricordiamo che al momento del rientro in Italia i nostri connazionali dovranno necessariamente sottoporsi ai test anti-Covid. L'Italia infatti con l'ordinanza del 16 maggio del ministro Speranza ha rimosso sì l'isolamento in ingresso per chi proviene dai paesi dell'area Schengen, Gran Bretagna e Israele inclusi, ma ha reso obbligatoria la presentazione del tampone negativo al momento del rientro in patria. Attenzione quindi a tutte queste importanti indicazioni. E la cronaca, una bambina e una mamma sono rimaste ferite questa mattina vicino a un asilo a Cordovado lungo la regionale 463 a seguito di un tamponamento che ha coinvolto più auto. Una donna è rimasta ferita a bordo di un veicolo, la bambina che stava scendendo dall'altra auto è stata altrettanto ferita, ha riportato uno schiacciamento, entrambe sono state trasportate all'ospedale con l'ambulanza, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto gli agenti della polizia locale di Cordovado e Sesto Arreghena e anche i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento. Ed è stato arrestato nel giorno del suo compleanno uno spacciatore di droga di Gorizia. La squadra mobile ha trovato nella sua abitazione un etto di eroina e non solo, nascosto nel forno della cucina e anche in una scatola di giocattoli. Vediamo cosa è successo.
Una breve attività di indagine della Polizia di Stato ha portato in poco tempo all'arresto di un giovane goriziano che nella sua casa del capoluogo esontino soddisfaceva, per così dire, le continue richieste di tossicodipendenti locali alla ricerca di eroina. L'investigazione della squadra mobile, iniziata dall'osservazione di un andirivieni di noti assuntori di sostanze stupefacenti vicino a quell'abitazione e con il sequestro a carico di alcuni di loro di modiche quantità di droga appena acquistata. Puntualmente alle 11 del mattino lo spacciatore si recava oltre confine per acquistare l'oppiaceo da una giovane slovena. È stato richiesto così un decreto di perquisizione della sua abitazione. Nei giorni scorsi, proprio in occasione del suo compleanno, gli agenti della mobile sono entrati nella sua casa e hanno trovato un etto di eroina nascosto nel forno della cucina in una scatola di giocattoli. La droga era composta da 2 pezzi solidi, ancora da frantumare, da polvere, 11 palline in polvere, 33 palline da 1 grammo ciascuna, pronte per essere vendute ai numerosi acquirenti. Trovate pure boccette di metadone e tutto il corredo necessario al confezionamento delle singole dosi. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Gorizia. È una brutta vicenda a Udine, finita con un accesso al pronto soccorso e con un arresto. Un'aggressione che si è consumata intorno alle 19 in viale 23 marzo a Udine vicino a un bar. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine sono intervenuti subito perché un cittadino marocchino di 39 anni residente nella zona di Pasian di Prato ha aggredito la fidanzata, una giovane cittadina bulgara di 26 anni dimorante nel capoluogo friulano. Nello stratonarla e picchiarla è riuscito a rubarle la borsetta all'interno della quale custodiva il suo telefono cellulare e anche alcuni profumi. Lei ha tentato di scappare ma lui l'ha raggiunta afferrandola per i capelli, strappandole gli orecchini, per cui ha riportato anche delle lesioni ai lobi che sono stati strappati. Da qui è stato necessario il suo ricovero in ospedale per una prognosi pare di 7 giorni. Lo straniero intanto ha tentato di nascondersi fuggendo nell'area della zona del giudice di pace. È stato però bloccato dai carabinieri della radiomobile che lo hanno arrestato con le ipotesi di reato di rapina aggravata e di lesioni. In questo momento si trova nel carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della convalida dell'arresto. E i carabinieri di Auresina hanno arrestato invece un cittadino romeno di 66 anni, destinatario di un ordine di carcerazione, rubato generi alimentari, alcolici, un paio di scarpe. Era il 2013 ed erano accaduti in provincia di Lecco questi reati. È stato però rintracciato in Friuli Venezia Giulia a bordo di un pullman, era diretto in Spagna, sconterà 2 mesi di reclusione nel carcere del Coroneo. E altra cronaca, rubano in un market di Camporosso ma vengono denunciati dai carabinieri della radiomobile di Tarvisio. A finire nei guai 2 cittadini croati di 38 e 35 anni. Avevano sottratto varia merce ed erano fuggiti senza passare dalle casse, fuggiti in auto, inseguiti dai militari. Dopo poche centinaia di metri sono finiti in una strada senza uscita e da lì è scattata la denuncia. Perquisiti sono stati trovati infatti con borse piene di alcolici costosi, tra cui rum, vodka, gin, whisky e altra merce non pagata nel market. E voltiamo a pagina. Insieme a 17 città partecipa oggi alla Biennale di Venezia con un progetto sulla resilienza, con un piano che porta a ripensare, a fronte della pandemia, il rapporto tra il territorio e la comunità che lo abita. È Aquileia. Aquileia alla Biennale di Venezia. Sì, una riconferma anche questa di un grande lavoro che è stato fatto durante la pandemia dalla Giunta Comunale, che ha allestito un progetto per la ripartenza, un progetto denominato Slo Aquileia, che sarà diciamo uno dei capisaldi del Padiglione Italia all'interno delle 18 città resilienti d'Italia, ed è stato scelto appunto per rappresentare un momento molto particolare. Dopo la pandemia le città, le comunità si apprestano a ripensare quello che è il rapporto fra il territorio e il cittadino. Noi durante la pandemia appunto abbiamo lavorato su diversi tavoli con tutti gli enti territoriali che insistono sul territorio
Da questo ne è scaturito appunto questo progetto importante che appunto verrà presentato alla Biennale venerdì 21. Saremo appunto a Venezia, io e il vice sindaco Vazzoler, come testimonianza che anche piccole comunità, in particolare anche una piccola regione come la nostra, che è il Friuli Venezia Giulia, può essere un esempio per quello che è il modo di ripartire. Che cosa ci sarà in questo padiglione? Il padiglione, appunto, vengono presentati queste 18 progettualità di 18 città, medio grandi e anche piccole, a cui lei è una delle più piccole, e verranno raccontate come urbanisticamente si può agire su quello che è anche un'azione di governo del territorio. E lo sport, ormai ci siamo, comincia già stasera infatti il lungo weekend del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Alle 19:30 su Telefriuli, dalle 19:30 su Telefriuli, la diretta ha dato il mezzo della serata in onore di Gilberto Simoni, dominatore dello Zoncolan. E poi da domani lunghe dirette straordinarie dal percorso della Corsa Rosa nella nostra regione fino ad arrivare alla partenza di lunedì di Sacile. Marco Pasquariello. Il Giro d'Italia arriva in Friuli Venezia Giulia e Telefriuli si prepara al lungo weekend rosa da questa sera fino a lunedì mattina. Primo appuntamento da scrivere in agenda già oggi alle 19:30 con la serata speciale in diretta dal Teatro Candone di Tolmezzo per la presentazione della 14ª tappa dello Zoncolan, in programma domani, organizzata in onore di Gilberto Simoni, dominatore del Kaiser e unico vincitore sia del versante di Sutrio che da quello di Ovaro, che sarà sul palco. Poi si entra nel vivo del Giro d'Italia in Friuli, domani dalle 15:30 diretta speciale per la tappa Cittadella Zoncolan, con collegamenti dalla Val Tramontina e dalla salita del Kaiser fino all'arrivo dei ciclisti sulla vetta. La sera stessa dalle 22 tutte le emozioni e le interviste della giornata in uno speciale. Domenica, subito dopo il telegiornale di mezzogiorno e mezzo, invece seguiremo in diretta la partenza della 15ª tappa da Grado dalle 14:45, puntata speciale di Poltronissima. Insieme all'ultima partita di campionato tra Inter e Udinese seguiremo il lungo pomeriggio del Giro d'Italia sul Coglio in Slovenia e fino all'arrivo di Gorizia, con anche le premiazioni del vincitore di tappa e della maglia rosa. Lunedì mattina saluteremo la Corsa Rosa che partirà dalla nostra regione, da Sacile. Proprio da lì Telefriuli si collegherà per sentire il saluto del Giardino della Serenissima al Giro d'Italia. E sempre sport, avanti 2-0 nella serie, la UEB Gestecco Cividale affronta questa sera in trasferta la Arecchi Salerno in gara 3 e potrebbe chiudere i conti. Palla 2 alle 20:30. E si conclude con questa notizia al nostro TG delle 12:30. Grazie a Tiziano Campigotto e a Simone Caramaschi in regia. Grazie a voi sempre per il vostro ascolto. Restate con noi perché tra pochissimo c'è A Voi la linea, parleremo del Giro e con collegamenti dal territorio. Una buona mattinata.